Giovanna Pisano, nuova preside dell'Istituto Gallo Enogastronomico di Agrigento e ricordiamo anche del nautico di Porto Empedocle. Lei viene da Sciacca, con quale spirito affronterà questo nuovo anno scolastico qui ad Agrigento? Sì, innanzitutto con grande entusiasmo, con la voglia di lavorare con e per il territorio e per la mia città. E poi ho avuto modo dal 1° settembre di conoscere questa bella realtà dell'Istituto Superiore Gallo, ricchissima di potenzialità, ricchissima di buona volontà da parte dei docenti e grandi professionalità e oggi ho avuto la gioia e il piacere di conoscere, di incontrare nell'auditorium anche i ragazzi della scuola. Ho visto dei ragazzi desiderosi di iniziare nel miglior modo possibile, ho sentito già un grande affetto nei loro confronti e una gran voglia di essere importante assieme ai docenti per la loro formazione culturale. Questa è una scuola che ha una lunga tradizione nella nostra città ed è una scuola che veramente può vivere incardinata nel territorio e può dare al territorio quel contributo alla crescita culturale che sicuramente per esempio il settore enogastronomico rappresenta, e questo è quello su cui punteremo proprio nell'ottica dello sviluppo del territorio. I compiti di un dirigente scolastico oggi sono molteplici e aumentano sempre di più, da un lato il rapporto con gli alunni, dall'altro quello con i colleghi docenti. Sì, senz'altro, sono compiti vari, molto complessi, di grande responsabilità e alle volte presuppongono o implicano una grande fatica, però cioè tutte queste fatiche chiaramente sono finalizzate alla crescita dei ragazzi, questo non lo dimentichiamo mai, l'abbiamo fatto nostro quando abbiamo noi dirigenti scelto di seguire, di vivere intensamente questa professione e così anche i docenti e forse anche con la collaborazione, con un clima sereno che si instaura all'interno della scuola, anche le difficoltà e le fatiche vengono superate con facilità. Ecco, come intenderà lei con la sua esperienza e il suo lavoro, diciamo, indirizzare, riprogrammare l'attività didattica con qualche novità all'Enogastronomico Gallo? Certamente farò buon uso di tutto quello che è stato realizzato fino adesso grazie alla guida dei dirigenti che mi hanno preceduto. Logicamente seguirò anche un po' quelle che sono le indicazioni ministeriali e che cercano di rivalutare, e qui il nostro istituto si inserisce perfettamente, tutto quello che è Made in Italy, tutto quello che vuole rappresentare una spinta propulsiva verso la crescita del territorio. Quindi daremo questo taglio rendendo i ragazzi protagonisti, anche perché noi sappiamo che la scuola ha un compito importante, quello di orientare i ragazzi e nell'orientarli deve far apprezzare gli aspetti di quelle che potrebbero essere le professioni future, i lavori che intraprenderanno, in modo tale da creare veramente persone contente di svolgere determinati lavori e di essere utili agli altri. Ecco, un'appendice vorrei farla sull'Istituto Nautico a Porto Empedocle, diciamo importante anche per la collocazione che ha Porto Empedocle, uno dei porti più importanti d'Italia. È veramente così, cioè quasi una vocazione naturale quella della città di Porto Empedocle di seguire questo tipo di attività, ecco. Mentre prima tutto magari era affidato all'esperienza, magari un'esperienza trasmessa da genitori a figli o comunque dal territorio ai ragazzi, adesso vogliamo qualificarla questa esperienza, cioè devono essere i nostri ragazzi dei professionisti, non semplicemente degli appassionati del loro lavoro, che è già tanto, però accanto a questo bisogna aggiungere quel valore culturale alla loro esperienza formativa che è indispensabile, dal quale non si può prescindere se si vuole avere successo lavorativo e sociale.